Quanto può essere disperato un viaggio per mare quando si cerca solamente un futuro migliore? Nelle ultime ore le acque al largo di Sant'Antioco, precisamente nella zona di Caposperone, sono state teatro di una tragedia che ha visto ancora una volta protagonisti dei migranti. La Guardia Costiera, con il suo instancabile lavoro, ha recuperato nella notte il corpo di un uomo. Si tratta quasi certamente di uno dei migranti che, purtroppo, hanno fatto il naufragio al largo delle nostre coste. Questo recupero arriva dopo la segnalazione di altri connazionali che erano riusciti però a sbarcare poco prima a Sant'Antioco. Erano in 9 in quel gruppo di disperati che venerdì non sono riusciti ad arrivare a terra. 9 persone che sognavano forse un nuovo inizio. Di loro uno era stato rintracciato quasi subito, sano e salvo. Ma, ed è questo il dato più straziante, all'appello ne mancano ancora 7. 7 vite di cui non si ha traccia. 7 famiglie forse in ansia da qualche parte nel mondo. Tutto inizia con la segnalazione che arriva e subito venerdì partono le ricerche con un dispiegamento notevole di mezzi aerei via mare. Guardia costiera e guardia di finanza hanno setacciato le acque e le coste nella speranza di trovare altri sopravvissuti. Il cadavere, ritrovato a circa 13 miglia da Caposperone, è stato poi condotto a terra dalla motovedetta della Guardia Costiera di Caloforte, arrivando al porto commerciale San Antioco. Un viaggio tragico, concluso troppo presto. Ogni volta che sentiamo notizie come queste, ci si ricorda che dietro ogni numero c'è una persona, una storia, delle speranze infrante. È un promemoria doloroso dei pericoli che molti affrontano per raggiungere le nostre sponde e del tributo umano che queste traversate spesso richiedono. La Sardegna, con le sue coste aperte, si trova spesso ad essere testimone di queste drammatiche vicende. È una storia che ci tocca profondamente. Cosa ne pensate voi di queste continue tragedie in mare e quali emozioni vi suscita una notizia del genere, proprio qui nella nostra amata Sardegna? Esprimetevi, perché la vostra voce è importante per questa comunità. A presto!